Buongiorno a tutti, benvenuti su MSC Sinfonia. Io mi occupo della commercializzazione del prodotto crocieristico nel sud Italia. Allora, noi ospitiamo con immenso piacere la seconda edizione della crociera della canzone napoletana, visto il grande successo che è stato ottenuto l'anno scorso. E innanzitutto io voglio ribadire un concetto molto importante e fondamentale. La mia azienda appoggia con grande volontà e tantissimo orgoglio tutti i giovani imprenditori, soprattutto campani, come il nostro Francesco Spinosa, che decidono di intraprendere iniziative sul nostro territorio e che tendono a rivalutarne gli aspetti migliori, quali la storia, la cultura, le tradizioni, che sono comunque elementi fondamentali che ci danno la forza comunque di andare avanti, sono dei valori comunque importanti. Custa mozzarella una fronda resta con un forno e tappiccia 2 minuti e va faccia assaggiare che la pizza mandaia parigina perciò margherita la vetta chiama Napoli o racconta una Napoli facci pure nel libro legge la storia e sta bella città. Dalla mia destra Aldo De Gioia, storico. A seguire Pasquale Esposito, giornalista. Carlo Postiglione, presidente dell'Associazione Culturale Milaris. Il patron Francesco Spinosa. Per dietro le quinte questa settimana ci troviamo a bordo della nave da crociera Sinfonia della MSC Crociere. Con noi il patrono di una manifestazione davvero singolare. Grazie a lui la canzone napoletana varca le soglie della città e solca i mari. Francesco Spinosa, ci può parlare di questa iniziativa? La musica napoletana è un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. O Sole Mio è la canzone più cantata al mondo e più ascoltata e più conosciuta in tutto il mondo. Quindi è giusto che ci riappropriamo di questo nostro grande patrimonio. Non è giusto che la canzone napoletana sia solo una cosa regionale. Con questa iniziativa acquista il posto che si merita, cioè quella di una grande città e di un grande patrimonio internazionale. Quindi Napoli, la canzone napoletana, non deve essere più solo una cosa regionale, ma deve diventare un patrimonio internazionale, perché è grazie a queste eccellenze che poi gli stranieri possono venire a trovarci nella nostra regione e nella nostra città. Una crociera questa dedicata alla musica e alla canzone napoletana, che a chi si rivolge in particolar modo? Ma guardi, generalmente noi in realtà che cosa stiamo facendo? Nient'altro che trasformare la nostra grande materia prima, che è la canzone e la musica napoletana, in un prodotto di eccellenza, cioè nel senso che vogliamo far conoscere il nostro lato positivo, il nostro lato creativo e artistico in tutto il mondo. Quindi speriamo che tutti i napoletani possano accogliere questa iniziativa e soprattutto perché è un'attività autofinanziata, che le persone comprendano l'offerta vantaggiosa che stiamo facendo e si prenotino tantissime persone per seguirci. Quindi Napoli, ahimè, ancora una volta in primo piano soltanto grazie alle imprese private? Purtroppo sì, ma sono sicuro che queste iniziative creeranno interesse anche nei nostri enti pubblici e sicuramente prima o poi potremo collaborare e portare avanti al meglio i nostri valori. I supporter di questa iniziativa quali sono? Ma niente, io sono stato l'ideatore con la mia agenzia, poi MSC ci ha dato, che è una grande azienda meridionale conosciuta in tutto il mondo, dà lavoro a oltre 250.000 persone in tutto il mondo, ci ha subito accolto questa occasione, ha riconosciuto la bontà dell'idea. Poi abbiamo quest'anno l'associazione Megaris che ci supporta, anche la fondazione Bideri, altro nome eccellente della cultura napoletana, e poi abbiamo un altro sponsor che si chiama Le Perle di Napoli, sono tutti dei prodotti particolari, artigianali e artistici napoletani. Siamo a bordo della Sinfonia della MSC Crociera, dove è appena stata presentata il Festival della canzone napoletano su una nave da crociera, ma
Abbiamo con noi due interpreti della canzone napoletana, uno che rappresenta la storia, uno che rappresenta la modernità. Ma com'è possibile che la canzone napoletana per primeggiare ancora nel mondo deve addirittura solcare i mari? Mario Maglione. Ah, subito a me. Ma la canzone napoletana ha sempre solcato i mari, da sempre, da quando è nata. Infatti non a caso è così famosa, proprio perché ha solcato prima i mari, perché ci sono stati prima le navi e poi dopo anche attraverso i cieli. Perciò insomma che questa invece è un'occasione bella per poter continuare a cantare la tradizione in una maniera classica e in una maniera moderna. Con lei che tinge di modernità la canzone napoletana, Monica Sarnelli, un'iniziativa che dal tuo punto di vista come ti sembra? Dunque l'iniziativa mi sembra straordinaria in quanto è come portare la musica nel mondo, no? Perché su una nave da crociera ci sono passeggeri veramente che arrivano da tutto il mondo e quindi per me è stata un'esperienza bellissima, già l'ho fatta l'anno scorso, in quanto poi voglio dire col maestro Mario Maglione, permetti Mario, noi siamo amici, ma io ti chiamo maestro perché... Più bicchiarilli, no, ci solo per... No, comunque è nata pure questa sintonia tra me e Mario, quest'anno ci sarà anche Antonello Rondi con noi, insomma io sono contenta in quanto poi devi sapere Beppe che su una nave da crociera si crea un'atmosfera particolare, che la musica napoletana ha bisogno anche dell'atmosfera, il teatro bellissimo, io vi consiglio di venire. Tra i protagonisti di questa seconda crociera dedicata alla canzone napoletana Antonello Rondi, un artista che ha fatto la storia della canzone napoletana moderna. Diciamo che ho partecipato alla costruzione di un pezzo di storia, diciamo negli anni 70 ad oggi, è veramente una cosa piacevole perché sono stato invitato da Francesco Spinosa, il quale gentilmente mi ha invitato a fare la crociera con lui e con i magnifici Sarnelli Maglione che già l'hanno fatto l'anno scorso. Io mi sono aggregato con grande volontà e mi raccomando a voi, fatela con noi questa crociera, ci lasciate mica noi soli. Un pezzo di storia della canzone napoletana, Gloria Christian. Gloria, dai festival di Napoli ad oggi che la canzone napoletana per vivere deve solcare i mari, cosa è cambiato? È cambiato, non è cambiato purtroppo niente dai tempi di dopo festival. I festival erano una cosa eccezionale, straordinaria e non li avremo mai più. Però dobbiamo andare avanti e adeguarci a quello che succede nel mondo. Questa organizzazione di questa crociera è una iniziativa molto molto interessante. Peccato che io non posso venire, peccato, però è molto bello e ho apprezzato molto. Avrete dei cantanti meravigliosi e sarà una cosa, degli spettacolo stupendo. Tra le colonne portanti di questa seconda crociera della canzone napoletana, un esponente della cultura napoletana come l'avvocato Amedeo Finizio. Ma io ti ringrazio per le belle parole che hai usato, devo dirti questo, che è un'esperienza affascinante, nel senso che coniuga al meglio cultura e canzone. Sai la passione mia per lo spettacolo, per il canto in particolare e credo che Napoli sia veramente un bel canto. Come osservi la canzone napoletana che dalla città si trasferisce sui mari per primeggiare ancora in un mondo che forse deride un po' gli ultimi superstiti delle arti? Ma io ritengo che la canzone napoletana travalichi uomini e cose, quindi fa bene ad essere portata fuori, ad essere esportata come lo è stato da sempre, per cui non posso fare altro che applaudire all'iniziativa e dire ok alla canzone napoletana.